Amici di Sportissimi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti alle Misericordia di Valderice. Questa è Valderice Gemini, finale playoff del campionato di promozione siciliana girone A. Jaber Keba è costretto ad allontanare verso Benivegna, prova ad intervenire Coley e non riesce, il pallone in avanti verso Baji che calcia, c'è la rete ma il fuorigioco, torna indietro da Keba che liscia il pallone. Stassi può calciare, Keba in due tempi, che rischio di Keba. Owusu di testa, era solo, poteva anche mettere giù, nessuno dei compagni gli ha chiamato il vantaggio. Lucera, finta, ancora Lucera può calciare, Baiata riesce a murare. Di Pasquale, Forconi alza il pallone, poi prova la conclusione. Diop, primo tentativo, Novara di testa, Forconi non arriva, Secum sovrastato da Owusu che poi torna sul pallone, ancora Forconi verso Iraci può calciare, vantaggio del Valderice, Iraci 1-0. Licata, pallone messo al centro verso Messineo, pallone allontanato con Veca, pressato da Iraci, Veca può calciare, pallone che termina ampiamente sul fondo, Secum, poi Secum calcia, ancora Colley a murarlo, poi forse il fallo del numero 3, non secondo il direttore di gara. Stassi va giù, Migro, ancora Colley, sale palla al piede, sale anche Stassi che si fa vedere. Colley mette pallone in direzione di Lucera, finta, Lucera calcia, Raimondo Lucera, pareggio immediato del Gemini ed è di nuovo equilibrio tra Valderice e Gemini. Ci pensa Raimondo Lucera, 1-1. Di Pasquale prova ad accendersi sulla destra, mette il pallone al centro, Messineo allontana, ancora Iraci calcia, Demiere, miracolo, poi ancora Iraci, va giù un giocatore del Gemini, ma immediata la risposta del Valderice. Che partita! Lucera sfida Novara, bravo qua Diop, Iraci può correre, palla al piede, si mette in proprio Iraci, ancora Iraci che vola contro Colley, Iraci la mette verso Baji, vantaggio del Valderice e poi c'è un contatto con Demiere che si accende, 2-1, Baji, tensione in campo però, che non riesce a intervenire, allora Diop tocca forse con la mano, non secondo il direttore di gara, riesce a intervenire Owusu, poi Secum non riesce a prendere il pallone, Owusu in direzione di Muratore, pallone per Perrone, calcia! Il pareggio del Gemini! Arriva il pari al 94esimo minuto! Gemini 2! Valderice 2, a siglare il gol del 2-2 è Perrone, riesce ad agganciare il pallone, poi ancora Perrone che non si ferma. Stassi, Owusu può pensare al tiro in porta, ancora Owusu da Licata, scambiano veloce i due, Licata calcia, Keba la fa sua, duplice fischio, non c'è più tempo, pallone per Forconi da Diop, calcia, Baji, pallone che termina sul fondo delle Gemini, Miceli si incaponisce, poi sbaglia qua e allora Forconi recupera, Forconi sfida Owusu, Forconi, Baji può calciare, pallone che termina sul fondo, ancora Muratore va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, bravo Forconi in questo caso, Benivegna e Lamraoui, può correre Lamraoui, mangia pane,
interviene sulla palla, poi ancora l'Amraoui che non si ferma, il numero 10, la giocata, Mangiapane lo trattiene e l'Amraoui calcia, pallone che termina sul fondo, finisce, fischio, è finita qui! Valderice Gemini 2-2 a qualificarsi per la semifinale dei playoff promozione regionali. Sarà il Valderice che sfiderà l'Orlandina